all'inizio volevo cantare in italiano, innanzitutto non volevo cantare proprio perché io ero introverso e timido, strano a dirsi perché sono abbastanza solare come tipo, però sono cambiato grazie a questo lavoro. E poi feci un provino, mi accompagnava al piano maestro Laterrano e loro decisero per me, dissero che la mia voce era adatta a cantare la canzone napoletana. E devo dire la verità, è stata una buona scelta perché cominciai a leggere i testi, a sentire le musiche e mi appassionai. Guarda, guarda, sto giardino, siete, dice l'arancia, non profuma così fine, dinto cuore s'annata, e tu dici porta a Dio, da lontana la storia, dalla terra dell'amore, tiro d'ore non tornare. Tutti i tenori. Andavano a dormire. Torna su Nieto, fammi campare. Mi piace Mandolinata a Napoli, è perché il testo, questo è di Murolo e Tagliaferri, il testo, le parole dicono «Sai in cielo sentono tutte stelle a voce mia, voce che tenera l'amore fa». Sembra che l'autore l'ha scritto per me, cioè io credo in questa maniera, mi piace e mi appassiono quando la canto, perché sento che la mia voce sale in cielo, queste cose qua. Sono facili, sono sentimentale, quindi mi riesce bene. Gigi D'Alessio mi chiese se poteva dirigere l'orchestra di Napoli prima e dopo ed è stata una cosa bellissima perché poi il pezzo era un pezzo eccezionale, Tucano in Chiagna, figurati. Sarà una voce eccezionale, carica di passione, quella di Antonello Rondi. E al diritto dell'orchestra uno dei più giovani direttori d'orchestra del vivaio napoletano, Gigi D'Alessio. Lui fu intervistato da Costanzo che gli chiese di questo fatto e lui dice sì, ho diretto la grande orchestra napoletana, non dice mai per chi l'ha diretta. Allora io per vendicarmi uso questo. Vabbè, però lui si è subito, diciamo, ripagato, mi scrisse un pezzo che io partecipai al Festival di Napoli del 2001, arrivai al secondo posto perché vinse Mario Merolo con il figlio. È stata una bella soddisfazione comunque. Buonasera, seconda edizione della Crociera della Musica Napoletana. Se le dico Antonello Rondi, lei che mi dice? Number one.
Perché le piace, bravo. È il migliore che abbiamo a Napoli oggi, come cantante. Io sono uno che suona anche piano, chitarra, quindi sono un cultore della musica napoletana e come la canta lui non la canta nessuno. Rondi, io lo trovo magnifico. È stato molto simpatico, molto bravo, riesce proprio a comunicare in modo favoloso con il pubblico, sembra talmente normale tutto quello che fa che veramente vanno i miei complimenti. Spero che fate tanto progresso nella canzone napoletana che poi un po' sfortunatamente mi si sta abbandonando. E adesso noi come vecchietti, diciamo così, speriamo che si ripopolano molto di più di quelle che c'è adesso. Sono tutti e tre bravi cantanti che rendono questa manifestazione molto brillante e spero che l'anno prossimo li ritroverò ancora. Ciao Napoli TV. Un saluto a tutti gli amici di Napoli TV. Ma diciamo che sono diversi, però io li metto nello stesso livello a tutti e tre perché comunque mi piacciono tutti e tre, quindi non ho preferenze, l'uno vale l'altro per me. Ciao amici di Napoli TV. Ciao Napoli TV. Un bacio e un saluto a tutta Napoli TV. Arrivederci. A terra, le escursioni alla scoperta della città di Valencia continuano e siamo giunti all'edificio monumentale simbolo della città spagnola, la cattedrale. Costruita nel XIII secolo, è il risultato di una mistura di stili, il romanico, il gotico e il barocco, dettati dal fatto che è stata costruita su un originario tempio romano, trasformato poi in moschea musulmana ed infine in cattedrale. Quello che ha reso famoso questo edificio e che attrae turisti, fedeli e curiosi da tutto il mondo è il fatto che al suo interno sia custodita una coppa, da molti ritenuta il Santo Graal, ovvero il calice utilizzato da Gesù durante l'ultima cena. Non vi è alcuna conferma che ciò sia vero, ma sta di fatto che qui sono venuti a pregare papi, re e persone comuni. Papa Benedetto XVI gli ha reso omaggio nel luglio 2006. Nella piazza adiacente alla cattedrale, pullulante di turisti, si concentra tutta la vita dei valenziani. Vincenzo, vieni qua, fatti vedere che tu sei il padrino, eccolo qua, il valenziano, eccolo il nostro valenziano. Umberto ti voleva, vai. Napoli TV. La mia signora Michelle, vieni qua. Eccola qua. Signora regista, non è la mia signora, mi faccia una testimone. Ti è piaciuta Valencia? Moltissimo. E Monte Carlo sei stata bene? Ancora di più. C'eravamo anche noi.